Il 6 febbraio il primo test di gravidanza positivo dopo il nostro primo transfer da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, quindi per noi devo dire una grande gioia, una grande soddisfazione. È una coppia veneta ad aver iniziato il primo trattamento di procreazione medicalmente assistita con fecondazione eterologa eseguito pochi giorni fa nell'azienda ospedaliera di Padova. Altre 15 coppie sono in attesa e pronte. Da un anno il centro padovano è al lavoro su una procedura possibile grazie all'inserimento nei LEA avvenuto a gennaio 2025 dopo una sentenza della Corte Costituzionale dell'aprile 2014. La sentenza della Corte Costituzionale ha rappresentato una pietra miliare, garantendo a queste coppie di poter essere, seguite anche all'interno del loro paese e quindi da medici competenti in Italia. Oggi, grazie all'introduzione di questo tipo di percorso nei LEA, queste coppie possono usufruire di questo percorso anche all'interno del Sistema Sanitario Nazionale. Un percorso ben definito, quello che individua le coppie eterosessuali che possono accedere alla PMA eterologa. Già a giugno 2024 l'azienda ospedale Università di Padova aveva individuato, dopo un'indagine di mercato, la banca di donazione dei gameti, un istituto greco di Salonicco. La banca riceve dalla nostra struttura la richiesta di acquisizione di ovociti per una determinata coppia, riceve quelle che sono le caratteristiche, somatiche, fenotipiche, quindi l'aspetto di quelli che saranno i potenziali genitori e si occupa di reclutare una donatrice che da questo punto di vista sia compatibile, quindi quanto più somigliante a quelli che poi un domani saranno i genitori. Il nulla-osta definitivo viene poi dato dall'equipe padovana, 45 anni entrambi, da una decina d'anni la coppia che sta vivendo questa gravidanza cullava il sogno di diventare genitori. Fallita la PMA omologa, questa era per loro l'ultima speranza. Importante l'investimento economico da parte dell'azienda ospedaliera. Un pacchetto di ovociti costa 2.800 euro, una paillette di liquido seminale 350 euro. Questo il contributo richiesto. Per ora l'accesso di fatto è pagando il ticket e davvero un modesto contributo alle spese. Sì, è così, si paga appunto un ticket e un modesto contributo alle spese, quindi sono circa, tra una cosa e l'altra, sono circa 300 euro, insomma, ecco, che vengono utilizzati per questo tipo di servizio.